Giornata a tutti dalla redazione sportiva di Media News TV Europe per l'approfondimento quotidiano. Oggi nel giorno del 76esimo compleanno dedicato all'indimenticabile bomber Roberto Boninsegna, che ricordiamo ha militato nel Cagliari dal 1966 al 1969. L'attaccante, nato a Mantova il 13 novembre 1943, è stato anche una stella della nazionale. Roberto Boninsegna, soprannominato Bonimba, oltre che un grande attaccante dell'Inter, ha scritto un pezzo importante della storia del Cagliari prima dello storico scudetto. Nel 1966 infatti Boninsegna fu acquistato dal sodalizio rossoblù per 80 milioni di lire. Il classe 1943 arrivò dal Varese. Il 31 dicembre 1967, proprio nel campo della città lombarda, Bonimba si rese protagonista di un episodio spiacevole. Per le sue proteste reiterate verso l'arbitro, infatti, venne squalificato prima per 11 giornate, poi ridotte a 9. Il mantovano con la maglia del Cagliari ha siglato 23 reti in 83 presenze. Fu un partner importante per Gigi Riva, con cui rischiò di vincere lo scudetto già nel 1968-69. Nell'estate del 1967 intanto Boninsegna partecipò ad un torneo in Nord America con il Cagliari, che rappresentò il Chicago Mustang. In quell'occasione Bonimba fu capocannoniere della manifestazione con 11 reti all'attivo. Guardiamoci ora insieme, cari amici, le bellissime immagini che abbiamo raccolto, formulando al mitico campione i nostri migliori auguri di buon compleanno. Può partire il servizio dalla regia. A tutti voi la più cordiale buona serata. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah. Si scrive centravanti, si legge Roberto Boninsegna. Bonimba è il numero 9 per eccellenza, un attaccante di sfondamento che cresce proprio nel vivaio dell'Inter, all'ombra di Elenio Herrera. Boninsegna non ha nell'altezza il suo principale punto di forza, eppure nel gioco aereo è uno dei migliori. Ha dentro quel fuoco che spesso gli permette di arrivare prima sul pallone, quella cattiveria agonistica che è la caratteristica principale degli attaccanti, perché la tecnica ti fa controllare il pallone e ti fa segnare, ma se non hai grinta su quel pallone non arrivi prima del tuo marcatore. Boninsegna nasce a Mantova il 13 novembre 1943, cresce nel vivaio dell'Inter, dove vince il torneo di Viareggio del 1962, ma la sua prima presenza in nerazzurro arriverà più tardi. Secondo Herrera è ancora troppo acerbo, così inizia a girare in prestito tra Prato, Potenza e Varese, prima di passare a titolo definitivo al Cagliari, dove forma una coppia d'attacco da urlo con Gigi Riva. Forse era l'Inter a essersi dimenticata di noi. Con un tocco beffardo di nuca, Boninsegna ricorda al club nerazzurro l'errore fatto alcuni anni prima. E con quel gol porta il Cagliari alla vittoria. È la prima volta in tutta la sua storia che il Cagliari riesce a battere l'Inter. Tutto il popolo sardo è invisibile. Ma quel gol non basta, non può bastare a Boninsegna per riconquistare la nazionale. Qui è il Cagliari-Inter, vinciamo 3-2, il primo gol lo faccio io, era l'Inter mondiale perché nel 68 è stata la grande Inter in quegli anni lì, però fu per me lì c'è Burni, Facchetti e Sarti in porta, fu una grande soddisfazione. Mi ricordo che il mago mi disse di star calmo, ma ho detto guarda che non gioco più per l'Inter, ma gioco, lei ha voluto, non ha creduto in me e oggi gioco per il Cagliari. E fu una grande soddisfazione battere la grande Inter mondiale.
dovetti accettare questo trasferimento che non fu bello all'inizio, però andai in una grande squadra